Salve a tutti, lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics, bentornati nel lato cartaceo della forza. Oggi parliamo della serie Star Wars del momento. Mercoledì 29 dicembre 2021 è stata infatti rilasciata la prima puntata di The Book of Boba Fett, la serie dedicata all'omonimo cacciatore di taglie o, per meglio dire, all'omonimo ex cacciatore di taglie. In questo video vogliamo andare ad analizzare questa puntata e a scoprire tutti gli easter egg, le citazioni e i riferimenti alle opere, soprattutto cartacee di Star Wars, che abbiamo colto proprio nel corso del primo episodio della serie. Naturalmente vi ricordo che è disponibile anche un articolo più approfondito e più corposo che potete trovare sul nostro sito starwarslibricomics.it e che abbiamo discusso della puntata in diretta durante il primo episodio della seconda stagione di Sundari Nights Live. Prima di cominciare, come sempre, un grandissimo ringraziamento a tutti gli spettatori, gli iscritti e soprattutto i nostri veri Jedi, cioè tutti coloro che hanno deciso di abbonarsi al canale e mostrare il loro supporto dal punto di vista anche economico. Inoltre vi invito, se non lo avete ancora fatto, a iscrivervi se vi piacciono i nostri contenuti e ad abbonarvi se volete e potete supportarci anche economicamente. Ma ora bando alle ciance e immergiamoci nell'analisi di questo primo episodio di The Book of Boba Fett. Tanto per cominciare ci troviamo su Tatooine, presso il palazzo dell'ormai defunto Jabba the Hutt. Qui Boba Fett si trova immerso in una vasca di Bacta, in uno stato di sonno disturbato tuttavia da incubi e visioni, dei veri e propri spettri del passato. Vediamo ad esempio le piattaforme oceaniche di Tipoca City su Camino, dove è nato e cresciuto insieme al padre Django, ma vediamo anche l'arena Petranaki di Geonosis, dove ha assistito alla morte del genitore per mano di Mace Windu, e vediamo infine l'apparato digerente del Sarlacc, dove è riuscito a sopravvivere grazie alla scorta di ossigeno di un assaltatore del deserto, da cui poi è fuggito a colpi di lanciafiamme. A tal proposito, la sequenza su Geonosis è differente rispetto a quella di episodio 2, l'attacco dei cloni, in quanto ricreata con riprese tagliate e con una controfigura di Daniel Logan. Al contempo, la fuga dal Sarlacc è ispirata alla fanart Indigestion, pubblicata su DeviantArt nel 2016. La sera stessa, il cacciatore di taglie viene depredato della sua armatura da parte di un gruppo di Java, che di lì a pochi giorni venderanno la corazza a Cobb Vanth in cambio di un camptono di cristalli di Silicax. Boba Fett viene poi raggiunto e catturato da un gruppo di predoni Tusken, che lo trascinano fino all'accampamento procedendo come loro solito in fila indiana. Presso l'insediamento possiamo notare un Massif, una creatura rettiliana presente non solo su Tatooine ma anche su Florrum e su Geonosis, già vista ad esempio in episodio 2, l'attacco dei cloni, in The Clone Wars, in The Bad Batch nell'episodio Artiglio Guerriero e in The Mandalorian nel capitolo 9 ambientato proprio su Tatooine. Successivamente vediamo invece il nuovo signore del crimine seduto su di un trono recante l'iscrizione Boba Fett Tefa Bob, il tutto nell'alfabeto runico dei Sith, l'Ur-Kittat, che abbiamo già avuto modo di conoscere in episodio 9, l'ascesa di Skywalker. Boba Fett non è assistito solamente da Fennec Shand, ma anche dal droide fonditore 8D8, già visto alla corte di Jabba in episodio 6, il ritorno dello Jedi. Il nuovo sovrano riceve la visita del trandosciano Doc Strassi. Il rettile gli offre come tributo delle pelli di Wookiee, segno che la caccia a tale specie aliena continua anche durante l'era della Nuova Repubblica e si rivolge a Boba Fett con il titolo di Daimyo, probabilmente in omaggio alle forti influenze nipponiche della saga di Star Wars. Segue poi il maggiordomo del sindaco di Mos Espa, Mok Shaiz. Il Twi'lek, con il suo modo di fare affettato e falsamente deferente, non presenta alcun tributo e, al contrario, richiede che sia il nuovo signore del crimine a pagarlo al sindaco. Fennec ribadisce che Jabba the Hutt avrebbe punito una tale insolenza dando il maggiordomo in pasto al suo serraglio. Si riferisce naturalmente al Rancor o, peggio ancora, al Sarlacc. Gli ultimi due ospiti della corte del Daimyo sono due prigionieri gamorreani, un tempo guardie sotto Jabba e sotto il suo successore, il Twi'lek Bib Fortuna. Vediamo poi la città di Mos Espa, decisamente più ricca e più fiorente di quella vista solo qualche decennio prima in episodio 1, la minaccia fantasma, ed episodio 2, l'attacco dei cloni.
La metropoli è in fermento e per le strade si possono incontrare, oltre a una nutrita schiera di umani, anche numerosi droidi di vari modelli. Tra questi spiccano alcuni spot, i robot quadrupedi della Boston Dynamics realmente esistenti. All'interno del locale, chiamato il rifugio, incontriamo con tutta probabilità Max Rebo, già visto in episodio 6, Il ritorno dello Jedi, e uno dei membri del celebre gruppo Figrindan e i Modal Nodes, visti invece in episodio 4 Una nuova speranza. I due suonano una versione riarrangiata del brano Mad About Me, anche noto come Cantina Band, qui rinominato ironicamente Cantina Latina. Il brano è scritto ancora una volta dall'inossidabile John Williams ed è suonato invece dal regista dell'episodio, Robert Rodriguez. All'interno del locale si può notare anche un Twi'lek dalla pelle verde, che seppur dall'aspetto chiaramente maschile, possiede le orecchie coniche tipiche delle femmine della sua specie. Nonostante si tratti probabilmente di un semplice errore nella realizzazione del costume, è possibile ipotizzare di trovarsi invece dinanzi al primo caso di individuo transessuale mostrato su schermo nella saga di Star Wars. Fuori dal locale poi Boba Fett e Fennec Shand subiscono l'imboscata di un gruppo di sicari dalle uniformi rosso-violacee, dotati di scudi di energia e bastoni stordenti. È a questo punto che nuove domande serpeggiano nella mente dello spettatore. Chi sono questi sicari? Chi li ha assoldati? E perché intendono uccidere Boba Fett? A prima vista si potrebbe facilmente ipotizzare che si tratti degli uomini del sindaco di Mos Espa, che non pare accettare di buon grado l'insediamento di un nuovo daimyo. Nonostante questa teoria rimanga senza dubbio la più semplice, risulta tuttavia più affascinante notare come il colore degli indumenti dei sicari ricordi molto da vicino la livrea dell'assassina Deathstick, già vista in War of the Bounty Hunters e ancora prima nel videogioco L'Insurrezione, mentre alcune note del tema principale della serie richiamano esplicitamente quello dell'Alba Cremisi di Solo a Star Wars Story, cui la stessa Deathstick ha giurato fedeltà. Che ci sia una grande rivelazione in arrivo? Ricondotto al proprio palazzo e sottoposto a una nuova sessione curativa all'interno della vasca di Bacta, Boba Fett è ancora vittima dei suoi incubi, che proseguono la narrazione del suo passato durante i 5 anni che separano la sua caduta nel Sarlacc dagli eventi del tempo presente della puntata. In particolare osserviamo una banda di predoni a bordo di speederbike intenti a malmenare un povero raccoglitore di umidità, per riscuotere l'odiosa tassa sull'acqua che invece Jabba e probabilmente anche Bib Fortuna tanto amavano e che abbiamo già visto nel secondo volume di Star Wars 2015, intitolato Resa dei conti sulla luna dei contrabbandieri. Dopo aver derubato il pover'uomo, la banda dipinge poi un misterioso simbolo sulle pareti della fattoria. La ricerca dell'acqua spinge Boba Fett a trovare degli strani frutti di colore scuro, già visti peraltro nel capitolo 9 di The Mandalorian, appunto ambientato su Tatooine. Questi frutti sono molto simili ai meloni neri che Obi-Wan Kenobi aveva in passato imparato ad apprezzare non tanto per il loro buon sapore quanto per la capacità di dissetare gli abitanti del deserto. Anche questo è stato visto nel secondo volume di Star Wars 2015, appunto Resa dei conti sulla luna dei contrabbandieri. La ricerca dei frutti porta poi allo scoperto un'immensa creatura a 6 zampe, che Boba Fett uccide strangolandola con una catena, esattamente come, solo pochi giorni prima, la principessa Leia Organa aveva fatto con Jabba the Hutt, guadagnandosi tra la popolazione dei Nikto l'appellativo di Ammazza Hutt, come vediamo in episodio 6, Il ritorno della Jedi, mentre invece l'appellativo e la nuova fame nomea di Leia sono presenti nel romanzo Bloodline. In questo caso, come Leia aveva ottenuto il rispetto dei Nikto, così invece Boba Fett ottiene il rispetto dell'intera tribù di Sabbipodi. In conclusione e a coronamento dell'episodio si noti come in tutta la puntata non venga mai sparato un singolo colpo di blaster. È una circostanza assai rara, avvenuta in poche occasioni, come ad esempio il quarto episodio della seconda stagione di The Clone Wars, in cui era presente il senatore Rush Clovis. Bene, per questa analisi, per questo video abbiamo finito. Io spero naturalmente che abbiate apprezzato l'episodio, che possiate apprezzare i prossimi e ovviamente che abbiate apprezzato questo video. Ribadisco ancora una volta un grandissimo ringraziamento a tutti gli spettatori, gli iscritti e soprattutto i nostri veri Jedi, tutti coloro che hanno deciso di abbonarsi al canale e mostrare il loro supporto.
E ribadisco l'invito, se non lo avete ancora fatto, a iscrivervi se vi piacciono i contenuti di Star Wars Libre Comics e ad abbonarvi se volete e potete supportarci anche economicamente. Naturalmente vi ricordo ancora una volta che è disponibile un articolo più approfondito e corposo su starwarslibricomics.it e che continueremo a pubblicare tutte le nostre analisi ogni mercoledì. Ogni venerdì sera alle ore 21 saremo invece in onda con un nuovo episodio di Sundari Nights Live per discutere settimana dopo settimana delle nuove puntate di The Book of Boba Fett. Per oggi è tutto, io vi auguro buone letture Star Warsiane e, come sempre, che il lato cartaceo della forza sia con voi. Ciao!